Cari telespettatori, ben ritrovati con noi. Anche quest'oggi un tema diverso che andiamo ad affrontare con un nostro ospite. Ci fa molto piacere avere qui con noi in studio Nicola Piccolo, che è il presidente di Confcommercio Vicenza. Ben arrivato. Grazie, buongiorno a voi e grazie anche dell'invito. Ecco. Arrivare anche a Padova è stato abbastanza veloce, per cui insomma conto di venirvi a trovare anche spesso, insomma, ben volentieri, per darvi indicazioni di quello che succede nell'area Vicenza e non solo. Assolutamente, e infatti quello che vogliamo proprio fare, voi cari telespettatori lo sapete bene, cerchiamo di abbracciare tutto il territorio regionale, poi siete voi stessi che ci scrivete sollecitandoci di parlare di un tema anziché di un altro, di un'area anziché di un'altra. Più volte abbiamo parlato con Confcommercio, lo sapete, e abbiamo fatto il focus su alcune situazioni. Adesso prendiamo in mano la lente di ingrandimento e entriamo nell'area del Vicentino. Non è solo Vicenza, ci sono tanti comuni, anche limitrofi, è un'area molto interessante sotto diversi profili. Cerchiamo di capire come va il commercio nell'area del Vicentino e il turismo a questo punto, perché commercio e turismo diciamo che vanno a braccetto. Come è andata? Cosa si sente di dire? Beh, ha allora, avuto modo di sentire? Sì, quello sicuramente. Ecco, partiamo un attimo diciamo, da questo scorcio di estate, che proprio non è stato uno scorcio, ma insomma che ha abbracciato il periodo giugno e agosto, no? E che ci auguriamo insomma sia anche un po' protratta a settembre, anche se insomma, il cambiamento meteorologico naturalmente incide. Non ci voleva. Noi abbiamo avuto sicuramente un giugno interessante, anche con una presenza ad esempio di clientela straniera in aumento del 64% all'interno delle mura duecentesche. Abbiamo dei sistemi sì, interessante. Abbiamo dei sistemi oggettivi di rilevazione tramite l'operatore telefonico Wind, con dei dati poi certificati da Centor, e cui dà un'indicazione chiara delle presenze all'interno diciamo, del centro storico, il perimetro, quello appunto dicevo prima delle mura duecentesche, per cui notizie positive per quanto riguarda le presenze straniere, in particolare a giugno, luglio sono diminuite al 34%, agosto è intorno al 21%, questo è dovuto anche al fatto che in agosto abbiamo avuto delle temperature piuttosto importanti che in qualche modo da una rilevazione che noi abbiamo fatto all'interno a 200 pubblici esercizi, bar e ristoranti, in qualche modo hanno limitato gli aperitivi alla sera o comunque le cene all'aperto, quindi anche le temperature piuttosto importanti del mese agosto in qualche modo hanno rallentato l'afflusso. Ci hanno salvato naturalmente la clientela straniera, che è stata rilevata da tutti come una clientela maggiormente spendente, anche perché, ripeto, l'italiano, da quello che è stato rilevato da questo sondaggio sui nostri operatori, indica che ha avuto una diminuzione di spesa media del 74%, o meglio, ha speso meno per il 74% degli operatori. Tantissimo, Sì, tantissimo. questo... Ma infatti quello che un po' io osservo, poi voi avete che nell'area del Vicentino c'è anche l'altopiano di Asiago. L'altopiano di Asiago. Non lo dimentichiamo, perché l'altopiano di Asiago, guardi, ha una storia a sé, nel senso che appunto è stato un po' penalizzato a giugno, diciamo che le località montane, visto il tempo non eccelso, non sono partiti in maniera molto veloce e molto forte, il tutto però è stato compensato a partire dalla metà di luglio. Hanno fatto un agosto che è stato travolgente. Mi sono ritrovato con una persona che proprio segue la parte di Asiago nell'altopiano, mi parlano che complessivamente anche di aumenti intorno al 15%, un più 15%, calcolando che, ripeto, a giugno erano stati comunque penalizzati, per cui complessivamente ecco, la stagione diciamo dell'estate per quanto riguarda l'altopiano ha chiuso con risultato positivo. Infatti questo è importante, che sia comunque ripresa Asiago dopo anni che era finito un po' nell'oblio. Diciamo che il Covid ha fatto bene ad Asiago. Diciamo che il Covid ha fatto riscoprire la località non solo di Asiago ma dell'altopiano, e devo dire che anche gli operatori sono stati sicuramente bravi, capaci e anche lungimiranti a far sistema e a dare dei servizi aggiuntivi. Oggi ricordo sempre di più che il turista, se si vuole mantenerlo non solo voglio dire, in maniera episodica, cerca dei servizi, cerca comunque esperienze che devono essere uniche. Quello che io sollecito sempre gli operatori dell'altopiano, ma non solo, anche gli operatori di tutta Vicenza, visto che Vicenza si vuole portare sempre di più verso una città diciamo di turismo sostenibile,
è quello di dare quei servizi che la caratterizzano, ma io penso che i risultati appunto che ci sono pervenuti si siano mossi in questa direzione. Ecco, volevo chiederle a livello nazionale questo, quindi non riguarda solamente il territorio di Vicenza, ma è un sentiment. Il fatto che noi siamo vissuti in positivo con un turismo straniero spinto, soprattutto americano, sì, tedesco-americano principalmente. I tedeschi non ben spendenti sono molto attenti, l'americano diciamo che ha abbondato, altri paesi che sono venuti. Non è un po' una nota, sì, che bello, c'è stato, però non tanto così positiva, perché il turismo americano c'è oggi, domani potrebbe non esserci, già incominciano questi segnali di inflazione, loro sono molto cauti, poi comunque avevano tutto un vantaggio di tariffe aeree che non sembra possa ripetersi ad libitum, e quindi speculare su questo mantenendo prezzi molto alti, non andando a lavorare sulle criticità cioè perché non mi viene il turista locale, devo giocare su questo che è quello che ti dà sempre lo zoccolo duro, potrebbe essere un errore che si potrebbe pagare in futuro. No, ma io penso che la cosa importante è riuscire ad attrarre sia il turismo locale sia il turismo estero. Devo dire una cosa, noi abbiamo i dati pre-Covid in cui ad esempio su Vicenza c'era una forte presenza, ad esempio per quanto riguarda gli arrivi, poi avevano un pernottamento medio di 1,1 notti dei turisti cinesi, ecco, erano turisti comunque altospendenti, venivano probabilmente anche in Italia con un'idea poi anche ben specifica, nel senso che facevano quasi da, diciamo, da compratori su determinate fasce, naturalmente fasce di beni di lusso. Ecco, oggi dopo il Covid i turisti cinesi anche a Vicenza sono diminuiti in maniera importante, sono cresciuti naturalmente i turisti americani, i tedeschi, gli spagnoli, i francesi. Ecco, devo dire una cosa, Vicenza ha anche la fortuna di avere anche una forte comunità americana, quindi vediamo ad esempio che non ci sono solo arrivi, ma ci sono delle presenze medie, quindi dei pernottamenti che iniziano a diventare importanti, oltre le 5 notti. Quindi è un turismo, esatto, quello secondo me americano, che in qualche modo, vuoi per la presenza delle basi americane su Vicenza, abbiamo una comunità che ampiamente oltre le 10.000 unità e tutto, può sicuramente godere sia dei turisti che vengono a conoscere Vicenza, ma anche, diciamo, di coloro i quali vengono a trovare le persone, i loro cari che per qualche motivo dal punto di vista lavorativo vivono la città di Vicenza. E quindi questa è una nota positiva, qua stiamo vedendo proprio il centro, Palazzo Palladiano, ma volevo chiederle, invece i negozi, gli esercenti, le vendite come sono andate? Allora, le vendite, i saldi che si dovrebbero, utilizziamo il condizionale. Guardi, Federmoda, il nostro rappresentante di Federmoda, Ivo Volpone, ha dato un'indicazione molto chiara, c'è una media nazionale di una diminuzione dei saldi dell'8%, alla fine su Vicenza si è attestati intorno al 5%, per cui sicuramente non sono più trainanti o non lo sono stato, perché ecco, qui c'è da farsi una domanda, forse le continue vendite promozionali che sono, diciamo, che tengono in qualche modo, che vengono organizzate durante tutto l'arco dell'anno, hanno reso meno appetibili i saldi, c'è stato anche un grande caldo, ecco, ma soprattutto c'è stato anche, io dico, un cambio di abitudini dei consumatori. Oggi probabilmente vediamo che i giovani ad esempio sono molto meno sensibili al prezzo, ma sono molto più sensibili nel trovare magari quell'oggetto che porta l'influencer di turno, quindi il prezzo viene in secondo piano, comprato sul web e non solo, ecco, per cui sicuramente, ecco, una cosa importante per i negozi è la disponibilità, ecco, questa è una cosa sul quale con Commercio Vicenza e in primis ci sto lavorando, perché sempre di più dobbiamo comunicare, i negozi devono comunicare esattamente quello che hanno, in qualche modo occorre far rete, perché ripeto, solo con il proprio magazzino reale, fisico, probabilmente difficilmente si riuscirà a dare le risposte ad un consumatore sempre più esigente. Ritornando alla parte web, però voglio dire anche un'altra cosa, lei giustamente cita anche gli acquisti via web. Fanno parte di un tipo di acquisti, cioè noi una volta
lei pensi che a Vicenza il primo centro commerciale è stato nel 1991 e poi diciamo il secondo per livello di dimensionalità mi sembra sia stato intorno al 1993, quindi una volta gli acquisti erano concentrati totalmente in centro storico e nei quartieri diciamo limitrofi. Oggi abbiamo una pluralità di offerta, centro storico, grosse diciamo strutture, dalle mega strutture ai centri commerciali, a queste si è aggiunto l'online. È normale che, come posso dire, la torta in qualche modo viene spartita, però sempre di più io vedo che c'è una differenza, mi faceva notare uno, tra il coprirsi e il vestirsi. Il coprirsi è qualcosa che posso anche comprare via web, come ha detto lei, qualcosa che immagino mi possa star bene, che però magari devo a un certo punto stringere la cintura perché altrimenti non mi starebbe bene, oppure devo in qualche modo sistemarmi l'orlo. Ecco, il vestirsi è qualcosa di in qualche modo personalizzato, per cui devo essere seguito, devo essere consigliato. Ma questa è una target già invece io faccio riferimento proprio ai giovani che comprano sul web, vanno a provarsele sicuramente nei negozi, esatto, c'è una sensibilità, ecco, fotografano e lei l'ha detto, no? Sicuramente c'è dobbiamo fare un ragionamento anche futuro nostro, nel senso che c'è comunque sia una generazione di giovani che sempre di più si affaccia alla parte web in maniera molto più dinamica. E quindi come possiamo intercettare i giovani? Ecco, intanto la prima cosa che mi viene da dire positiva è che proprio questa mattina prima di venire stavamo facendo un attimo un'analisi di come erano suddivisi i residenti ad esempio nel centro storico di Vicenza e anche nei quartieri. Ecco, l'indagine sulla quale noi adesso andremo a fare degli approfondimenti, perché poi diciamo che il Comune di Vicenza, anche sotto un nostro pressing piuttosto forte, ha deciso di portare avanti un master plan della città, perché noi abbiamo questa... Scusi, io leggo il messaggio, se no non tutto il Veneto è un'eccellenza turistica, scrive un telespettatore. Vicenza, anche senza mare, offre delle bellezze uniche a 360 gradi che obbliga a fermarsi anche per giorni. Ringraziamo il telespettatore. Sì, mi piace appunto questo messaggio, un messaggio naturalmente, ma lo sappiamo, il Veneto è la prima regione per arrivi turistici. Poi c'è da fare un altro ragionamento, no? Vediamo che ad esempio la spesa media, se comparata a quella ad esempio della Toscana, è inferiore, vuol dire che dobbiamo lavorare tutti e meglio per dare dei servizi di eccellenza. Su Vicenza dicevo, no, la cosa che mi stupiva è che la popolazione, chi vive in centro per esempio. Esatto, abbiamo fatto diciamo un benchmark e vediamo ad esempio che ci sono anche tanti giovani che noi pensavamo non ci fossero. Naturalmente occorre aumentare la residenzialità, perché rispetto al 1950 il centro storico ha diminuito la residenzialità. E soprattutto vediamo che c'è un nucleo importante di famiglie che sono a mononucleo familiare, quindi un'unica persona, tanti single. No? Ecco, quello che noi dobbiamo fare su Vicenza è aumentare e stimolare un po', voglio dire, questo aumento di residenzialità, dando dei servizi ulteriori, dando delle agevolazioni perché anche i giovani ritornino in maniera più forte nel centro storico. Contemplando poi l'aumento del turismo, penso ad esempio alle mostre, noi abbiamo la Basilica Palladiana, Vicenza Oro, anche lì ripeto è una mostra sulla quale stiamo lavorando sempre di più per creare delle sinergie, perché è bellissima Vicenza Oro, però dobbiamo in qualche modo creare una trade union poi con i consumi che possono avvenire nel centro storico o comunque sia che non siano solo ad appannaggio dei bar e ristoranti, che va benissimo, ma che sia allargata. Ma ad esempio mi viene da pensare, citando questa manifestazione fieristica che vabbè, è nota a livello internazionale perché afferiscono da tutto il mondo sostanzialmente, mutuare quanto ha fatto Milano. Milano fa le famose week, no? C'è sempre una week, cioè parte da una manifestazione fieristica, da quella del Salone del Mobile, che è diventata, la città si è trasformata in una sede dove logisticamente, entrando nelle varie location, tu scopri pezzi che avrebbero dovuto essere anche dentro la fiera, quindi un modo per estendere e coinvolgere tutta una città e coinvolgere turisti, perché tu sei spinto ad andare a vedere, perché è veramente bellissimo quel periodo, per esempio parlo del mobile, ma ci sono tante altre occasioni come la Fashion Week, tutta la città in qualche modo sono location
location di sfilate anche in centro. Lo stesso vale per, lei diceva loro, aprire Vicenza, tutta la città con delle opportunità per poter entrare in un negozio che diventa anche location di una piccola esposizione. Guardi, di una cosa. L'abbiamo studiato, abbiamo parlato appunto con i massimi dirigenti, i massimi dirigenti della fiera. Ecco, diciamo che una piccola cosa penalizzante, però vedremo come gestirla, è il fatto dell'orario della chiusura della fiera. Ad esempio, una volta erano le 18, oggi si è protratta alle 19 perché la fiera si è ingrandita, ci sono tante persone che vengono anche fuori città, non solo a Vicenza, e quindi questa chiusura posticipata di un'ora mi viene da dire limita in qualche modo poi la possibilità di acquisto, perché poi hanno più difficoltà a spostarsi in centro storico. Certo, I tempi sono molto ristretti e compatti, per cui però stiamo lavorando assieme a loro hanno fatto un bellissimo opening party ad esempio per i loro buyer, per ma questa era l'idea, potrebbe essere fiera di qualsiasi cosa, cioè potrebbe essere... È corretto, occorre creare delle sinergie. Noi questo settembre, grazie alla Fiera dell'Oro, grazie poi alla Notte Bianca che ci sarà, presentano questo weekend, inizierà appunto oggi, si prevedono 100.000 persone, grazie al V-Wine che ormai è la quinta edizione, insomma cerchiamo di creare questa continuità di eventi, volano, in modo da dare le risposte sia naturalmente agli operatori locali e sia alle tante persone che mi auguro possano popolare nei prossimi giorni Vicenza. E allora parliamo ancora di questo, vediamo anche delle criticità, perché naturalmente non è tutto oro quel che luccica, ma cosa si fa per le criticità? Parliamo anche di urbanistica, parliamo naturalmente appunto di sicurezza, so che vi sta molto a cuore, ci avete sollecitato più volte e so che Confcommercio si è mossa da questo punto di vista con la prefettura e non soltanto. Dopo la pubblicità. Grazie.